Bella figura. Bravo, bello e bravo. Mi è piaciuta talmente che voglio dare al capitano un'altra occasione. Un altro fascio di luce. Vai, capitano! Oh. Io. Piccola Laura, vieni con me, vieni con me. È il tuo momento, non ti preoccupare. Allora, nel caso non conoscessi il testo, lo hai davanti a te con un gobbo, come nelle migliori trasmissioni. Adesso la senti e tu comunque eventualmente improvvisa e tanto Il barbiere pathos. di Siviglia. Vai Serena, Barbiere di Siviglia per Laura Barriales. Apro Figaro, apro Figaro, bravissimo. Di fortuna, non micherrà. Di fortuna, non micherrà. Sono nel facco della città, sono nel facco della città, della città. E la città. Bravissima, Ivano! Olè! Vorrei essere nella giacca elegantissima del nostro giudice perché è lui che deve decidere. Come? Noi. Ed è la squadra A! Andiamo, Diego? La prossima carta è la carta che si chiama la carta punizione. È un programma ingiusto questo, ma meraviglioso proprio per questo. E oggi Nientologi decide di punire Raffaello e Raffaello Tonon senza nessun reale motivo. E allora tutti i Raffaelli in camera tua, da quella porta! Vai! E buon divertimento! Entra prima tua, più prudente. Vai prima. Entrate! È la mazurka di periferia, scaccia pensieri, tanta allegria, ci basta un grillo per farci sognare, metti la quarta e balla con me. Bravi! Molto bene! Allora, a parte che sono pazzeschi, mi sentite, li avrete sicuramente riconosciuti, sono i ballerini dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ballo e Benessere. Sapete ballare liscio, ragazzi? Secondo te sappiamo ballare? Io almeno secondo te so ballare liscio. Beh, per il tipo di anzianità che vivi proprio da dentro, fa io direi di Polka sì. così con la gambetta. Vedi che qualche cosa ce Io non l'hai. ci so fare, Ok, non lo so. allora ragazzi, che cosa devono fare adesso loro? Allora ragazzi, ogni Raffaello sceglierà una dama e poi si esibiranno in una spericolata mazurka. Allora ragazzi, scegliete tra le signore presenti una a Io prendo testa. la signora con gli occhiali. Venga, cara. Lei mi sa portare, eh? Io l'altra Ah, sì, meno male. No, Ok, speriamo molto di non bene. spiaccarle un piede. Allora, Siete pronti? Stai attento Potete che improvvisare, ti vedo. arrangiarvi, ma questo è il vostro grande momento. Come si mette Pronti? così, Partenza, via! Dio. 2, 3. dove va? Beh, vabbè, siete Vino, la pazzeschi. prima volta che Pazzeschi. Grazie mille. Allora, giudice, che cosa vogliamo fare? Io voglio la tessera di ballo e benessere. Beh, capisco. Cioè, ma è più senza, no? Top, Sono proprio top. i due termini della mia vita, ballo e benessere. Che meraviglia. Sembra un'ottima cosa. Ottimo. Beh, dopo aver visto ballare Tonon, io ho un momento di autentica sorpresa. E cioè? Ok, è un momento di forte Sì? sensibilità da parte e del posso nostro dire, giudice. infine, che ha vinto la squadra C! Molto bene. Buona ragazzi. No, Salutiamo. io voglio salutare assolutamente i nostri ballerini dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ballo e Benessere. Siamo pazzi di voi. Grazie mille. Bravi! E adesso via col liscio!
grazie mille! Grazie. Ci vediamo tra poco! Bentornati a Nientology! Ragazzi, stasera ce la spassiamo per davvero, due squadre pazzesche. Da una parte Raffaello Tonone e Tommy V. E dall'altra Laura Bariales e Raffaello! Grandi! Veramente squadre meravigliose, ma facciamo il punto della situazione, giudice. Allora, la squadra A ha vinto 2 manche e la squadra C ha vinto 2 manche, quindi sono pari merito. Beh, E vabbè, tutto da meraviglioso. combattere questo secondo tempo. Molto molto bene. Diego, allora peschiamo subito una carta. La prossima carta si chiama Prova filmata. Allora fate molta attenzione al filmato che andremo a vedere, perché la domanda che segue metterà a dura prova la vostra capacità mnemonica. Allora, giudice, per favore il segnale per far partire l'RVM, grazie. Grazie. Andre? Finalmente hai avuto una bella idea. Mi fai un po' di sexy car wash? No, fai tu un po' di sexy car wash. Mi spiace, metti la schiuma, togli la schiuma. Numero uno, I think that you know I am the one like Tracy. Oddio, blu! Thanks to the ladies, they love me like Earth. If it was a race, I'd be coming. È rosa qua! You know the format, treat you like a doormat. Wipe my feet all across your chest. There's no doubt about it, I am the best. Outstanding, I'm standing out. Second place victories, I'm handing out. Only the top raps coming out my mouth. I'm leading losers to a loss. Leaving. La mascherina, quella lì, quella mascherina lì. La vedi? Oh, Andre, che Dammelo! Dammelo, Andre, vedi però come sei? Sei prepotente. sei un prepotente, ma comunque. A parte farlo con me. No, Ecco, sì, esatto, dai. Allora, siete pronti? Sì. In quali colori si è trasformata la schiuma? Rispondete coi pulsanti! Non si è capito, rifacciamolo, rispondete coi pulsanti! Qualcuno dice, credo, giudice. E la C! È la C. Grazie. È la C. Beh, Allora. consultiamo, possiamo consultare? Sì. Possiamo dirvi che... Non ne capisco, parla napoletano. Possiamo aiutarvi che sono 4 colori, dai. Sì. Dai. Sì. Vai, vai, portavoce. Nuvola. Color nuvola. Rosa. Rosa nuvola. Rosa. Allora la S ragazzi, dolce, è commovente perché c'è poi... Calmi con questi... Dai, vediamo, Tom. Dai. Mi pareva rosa. Come? Rosa. 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 Era un po' con rosa. Rosa, con la S dolce. Mi pareva un azzurrino tendente al verde. Verde. Che quindi... Quindi azzurra, verde, rosa e gialla. Beh, vabbè, ma ragazzi, è pazzesco! Li hanno azzeccati tutti e 4! Bravo Raffaello Tonone! Vediamo un attimo. Allora, Non regge, ma la testa e la vista sì. Vabbè, stato allora, vediamo un attimo, verifica stato assoluta. assessore. Abbiamo il Giustamente, la rosa, Variale abbiamo il dice- verde, il blu e il La giallo. Variale dice stato assessore, giustamente. Vale, brava. Sono titoli che uno conquista soprattutto sul cromatismo. Molto bene, molto bene. Giudice. Allora, vince, mi sembra ovvio, la squadra A. Bene. Però volevo dire che Nientology ha il piacere a volte di dare delle onorificenze. Sì. E quindi questa sera Nientology nomina Raffaello Tonon regina di Romania. Che bello! Per festeggiare l'avvenimento, ecco, lo strudel di Bucarest. Uvecchia e crauti, è un impasto buonissimo. Pazzesco, ragazzi, no, è un'emozione enorme. 2 tranci. Non so se è il Nientology caso proprio, subito ti si attacca al lavoro del dentista, tienilo lì.